Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano, ancora gli europei impossibili, questa volta con l'Ucraina. Allora il girone è bello impegnativo con Svezia, Francia e Inghilterra, però c'è Sheva, quindi dove c'è Sheva c'è vittoria col Comenda. Buono dai, partiamo subito perché ho voglia di distruggere tutte queste squadre. Speriamo bene. Ragazzi, prima partita a Kiev. Non possiamo perdere con la Svezia, la squadra più debole del girone, dopo chiaramente anche se è prima di noi, però abbiamo Francia e Inghilterra. Ho messo il... Grandi. Aia, Ibra, grandissimi. 98, ho comprato la sua maglietta, ancora prima di venire al Milan. Amore a prima vista con Sheva. Mileschi, per non lo so chi. Tira la bomba. Larsson. Ibrahimovic, mamma mia. Vai Scevino, vai cazzo. Madonna, è durissima questa squadra. Sheva. Numero di Sheva, tira una bomba, Shevchenko, mamma mia, fuori di un soffio. Grandissimo, ancora Andri, salta tutti Andri, tiro di Sheva, mamma, miracolo di Isaacson. Ma puttana miseria. Vorobin, per Milevski di testa, Milevski, tiro, madonna, fuori di un soffio. Mamma, stiamo giocando bene però, dai. Grande Milevski, numero di Milevski, la dà ad Andri. Sheva! Shevchenko! 1-0! Andriy Shevchenko! E vaffanculo! Madonna che numero di Mileschi dominata, abbiamo giocato da Dio, grande Sheva, grandissimo gol. Siamo primi perché Francia e Inghilterra hanno pareggiato benissimo, adesso diventa dura perché sia Francia che Inghilterra, speriamo bene raga. Andiamo. Adesso c'è Ucraina-Francia. Valbuena. Attenzione, mamma mia grande, ma no, calcio di rigore osceno per la Francia, andate a cagare, va. Benzema contro Dami, gol, grandissimo gol di Karim Benzema, sboro che rigore, durissima, 1-0. Benzema, mamma mia, che cazzo era? Ma Benzema mi pareva però. Aia. Attenzione, Valbuena può chiuderla e la chiudono. Gol di Benzema. Stadio ammutolito, gol di Karim Benzema. Aia, Benzema, attenzione Karim, no troppi gol per differenza reti. Mamma mia che culo. Ah, ma che palle! Yermolenko per Sheva. Shevchenko, la prova a girare! Madonna, cosa aveva fatto? Che traversa schifosa, vaffanculo! Vaffanculissimo! Rigore, calcio di rigore, vaffanculo! Sheva contro Lloris. Mettimela ti prego, mettimela. Parata. Ma vaffanculo. Niente, quando non deve andare. Mamma mia. Ragazzi, con la Francia è andata malissimo, avete visto, una schifezza. Però sono stato che sfortunato, traversone di Sheva, rigore sbagliato. E vabbè, pazienza. Raga, adesso però il destino comunque dipende da me. Se batto l'Inghilterra siamo ai quarti, quindi ragazzi c'è poco da cazzeggiare, dobbiamo vincere assolutamente, punto e basta. Andiamo raga, per l'impresa. Young. Grande Sheva, vai, tira, Izzo Duke, miracolo, non ci credo. Vorobin, perché possiamo vincere con gli inglesi. Ma dai. Yermolenko, Sheva, dai cazzo, un gol bisogna farlo per forza, almeno uno.
dopo barricate. Sheva, grandissimo numero ancora lui, ancora Sheva, prova a metterla a giro, ed è un gol strepitoso di Shevchenko, 1-0 con l'Inghilterra, vaffanculo, Madonna che gol raga, lei che sta attaccando, va in contropiede l'italiana, vai Mileschi, Vorobin, cross, voi di testa Kučurna! Attenzione, buttala via, grandissimo. Timoshuk. Sheva. Shevchenko, grandissimo. Sheva, dai. Numeracci indescrivibili. Fa tutto il campo. Cost to cost di Sheva. Cost to cost. Mamma mia, miracolo del portiere. No, Gerrard, buttalo giù. Gerrard sbaglia. Che culo. Tiro. Ancora il miracolo. Ancora. Mamma mia che pipponi, fioi. Dai che sono scopertissimi. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta incredibilmente. Però l'Inghilterra veramente, anche con la Svezia, mi ricordo che l'avevo battuta bene. Niente, sarei che la mia squadra preferita da battere. Adesso raga, però turno che lo vedo molto molto difficile. È vero che con la Svezia era lo stesso tabellone, quindi avevo prima Spagna e poi Olanda, avevo fatto il miracolo, ma vi assicuro che la Svezia è molto più forte dell'Ucraina. Quindi Ucraina-Spagna sarà veramente, mamma mia, improponibile, però il buon Koeman riuscirà a portare a casa la vittoria. Ragazzi, un saluto a tutti, ai quarti di finale, e nella speranza di poter distruggere questi spagnoli maledetti. Ciao! Shevchenko, the best.